Buongiorno a tutte le persone collegate sui vari canali internet che ci stanno guardando. Siamo giunti anche quest'anno all'ormai consueto appuntamento dedicato alle novità del modello 730. Mi presento, sono Paolo Ceola, lavoro nell'area fiscale di Confindustria Vicenza ormai da più di 20 anni e da maggio 2024 sono il presidente di CAF Interregionali Dipendenti. A fianco a me vi sono i relatori dell'incontro che fra poco avrete modo di vedere ed ascoltare. Si tratta della dottoressa Silvia Peruzzo e del dottor Tamaro Capasso, entrambi di PAI, professionisti associati per l'impresa, la società a cui CAF Interregionali Dipendenti si affida per l'erogazione dei propri servizi. Ricordo che CAF Interregionali Dipendenti è una società di cui sono socie 30 associazioni confindustriali provinciali del Triveneto, della Toscana e anche di altre regioni italiane, nonché di cui sono socie anche oltre 800 società che in qualità di sostituti di imposta possono partecipare al capitale del CAF. CAF Interregionali Dipendenti opera da oltre 30 anni nel fornire attività di assistenza fiscale. CAF Interregionale però non si occupa solo di redazione e di invio dei modelli 730, ma offre una numerosa serie di altri servizi rivolti sia ai dipendenti sia alle imprese. Per avere una panoramica completa della gamma di servizi erogati dal nostro CAF, potete consultare il sito web del CAF stesso all'indirizzo www.cafinterregionale.it. Per i dipendenti mi permetto di ricordare ad esempio tutti i servizi riguardanti l'IMU, la cedolare secca. Per le aziende vi sono anche due servizi che stanno riscuotendo un particolare gradimento e sono ad esempio il servizio di raccolta e di inoltro dei modelli 730/4 e anche il servizio di apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, IVA e redditi, per poter utilizzare i crediti in compensazione o per poterli richiedere a rimborso. Nonostante i notevoli sforzi compiuti dall'Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni precompilate molto spesso non sono complete. La mia, per fare un banalissimo esempio, non lo è mai stata. Prova ne sia che i modelli 730 veicolati tramite i vari CAF rimangono comunque qualche milione. Dai dati della consulta nazionale dei CAF risulta che l'anno scorso sono stati veicolati tramite i vari CAF oltre 19 milioni di modelli 730, addirittura in aumento rispetto all'anno precedente. Oltretutto bisogna considerare che il modello 730 amplia, per così dire, di anno in anno il proprio raggio di azione. Lo scorso anno il modello 730 ha introdotto il quadro W dedicato agli immobili e alle attività finanziarie detenute all'estero. Quest'anno invece vengono inseriti, come vedremo, i nuovi quadri M e T, che sono dedicati ai redditi a tassazione separata e ai redditi soggetti ad imposta sostitutiva. Diventa quindi sempre più importante rivolgersi a dei CAF che sappiano erogare dei servizi di qualità, come il nostro CAF Interregionali Dipendenti, che è stato fra i primi ad operare in Italia, essendo iscritto all'Albo Nazionale dei CAF dal 1993. Ricordo che il mio predecessore alla guida per molti anni del CAF, il dottor Marco Meloncelli, che ora si sta godendo la meritata pensione, diceva lo scorso anno che le pagine di istruzioni del modello 730 avevano raggiunto un numero record. Ebbene, come potete senza molto sforzo immaginare, quel record quest'anno è stato battuto. Quindi entrerei subito nel vivo dell'incontro e cederei la parola alla dottoressa Peruzzo, Silvia Peruzzo, non prima di alcune comunicazioni di servizio. Durante questo webinar non ci saranno pause e le slide dell'incontro saranno disponibili
quanto prima, assieme alla registrazione di questo incontro sul sito di Confindustria Vicenza. Passo subito la parola alla dottoressa Silvia Peruzzo e auguro ancora buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio il dottor Ceola e saluto con grande amicizia il dottor Melancelli che ci ha abbandonato in questa impresa. Iniziamo subito con parlare con le novità del 730 2025 che quest'anno sono corpose e che verranno trattate da me, dal collega Capasso in 2 step, in 3 step principali. Prima di tutto parlerò delle novità, diciamo, del 730, delle modalità di uso della dichiarazione precompilata. Parleremo dei nuovi quadri e delle novità dal punto di vista delle detrazioni degli oneri e poi faremo un brevissimo ripasso sui bonus edili e un piccolo assaggio di quelle che son le variazioni che ci aspettano per quest'anno, cioè per il 2025. Allora, andando alla, modello, s alle slide che io adesso in questo momento non capisco bene dove. Scusate, un piccolo imprevisto. Allora, parliamo subito della dichiarazione 730 2025, da dove si parte. Come da un po' di anni a questa parte tutti sanno, si parte dal modello precompilato. Il modello precompilato è è il modello che viene fornito dall'Agenzia delle Entrate e che si basa sui dati trasmessi dai sostituti d'imposta e da diversi enti, preposti alla comunicazione, per consentire al dipendente di avere già un modello, diciamo, preparato. Naturalmente non c'è ancora tutto, negli anni si è evoluto, all'inizio mhmm, era praticamente inutilizzabile, adesso invece contiene diverse e importanti novità e dobbiamo quindi far conto su questo modello. Tenete presente che naturalmente la normativa è talmente, difficile e complessa che molte informazioni nel modello precompilato, anche se ci sono, magari sono distorte o comunque vanno analizzate bene. In particolare che cosa dobbiamo trovare nel precompilato? Troveremo sempre i dati della certificazione unica, quindi tutti i dati consegnati nella certificazione unica e inviata entro il 17 marzo. Ci tengo a sottolineare questa data, il 17 marzo, perché un invio successivo di una certificazione unica correttiva che sistemi errori o, corregga e integri il modello inizialmente inviato, non sarà ripresa dall'Agenzia delle Entrate, ma dovrà essere attentamente utilizzata poi invece per la compilazione del modello, perché poi a posteriori se no arrivano le sanzioni. Troveremo poi tanti oneri deducibili o detraibili e altre informazioni che arrivano dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o dall'anagrafe tributaria. In particolare vi ricordo che, ci sono dei collegamenti diretti tra i vari quadri del modello e i dati forniti dalla certificazione, dalla precompilata dall'agenzia. Naturalmente sono sempre molto da prendere, ripeto, con attenzione, ma,
abbiamo appunto questi dati. In particolare Frontespizio fa riferimento alla certificazione unica, ma anche ai dati dell'anagrafe tributaria, cioè quindi tiene in considerazione eventuali cambi di residenza che magari non sono stati comunicati al datore di lavoro. Lo stesso il familiare a carico tiene in considerazione sia il dato della certificazione unica, ma anche quello della dichiarazione dell'anno precedente. E così via per i redditi di terreni fabbricati, dove fa uso di banche immobiliari e dei dati dell'anno precedente, mentre invece per gli oneri si affida alla trasmissione ricevuta dai vari enti preposti. In particolare, se noi andiamo a guardare quali sono gli oneri per fare che arrivano nella precompilata, ci troveremo diversi oneri. In particolare, non ci sono variazioni importanti quest'anno sugli oneri, sono tutti gli stessi dell'anno scorso, e in particolare troveremo le spese sanitarie, tutti gli interessi passivi su mutui, però a condizione che ci sia un'abitazione principale dichiarata nell'anno precedente, premi assicurativi, spese di istruzione, asili nido, spese universitarie, spese funebri. Ci sono tante altre spese, adesso io ve le ho elencate, ci sono le spese sanitarie, nella nostra slide ci sono tutte, e sono diciamo molte e particolari. Cosa manca ancora? Mancano in particolare le erogazioni liberali, perché le erogazioni liberali sono comunicate dalle associazioni, dagli enti del terzo settore, solo nel caso in cui ci sia un volume d'affari, di ricavi, di entrate superiori a una soglia importante, e sui 200.000 euro. Quindi le piccole associazioni non hanno obbligo di comunicare l'erogazione, e pertanto non sarà reperibile nella precompilata. Non troviamo neanche i dati delle associazioni sportive, ad esempio, cioè i versamenti fatti per le spese sportive dei figli, non li troviamo perché le associazioni ancora non sono obbligate a inviare queste spese. Non troveremo neanche spesso, non tutte le spese di istruzione anche secondaria, perché le comunicazioni si limitano all'iscrizione, ma non a tutte quelle spese, per esempio le gite, l'ampliamento di offerta formativa che viene data in corso d'anno e poi non viene poi comunicata all'Agenzia delle Entrate, ma è comunque detraibile. Io vi ricordo un dato importantissimo, che il dato della precompilata c'è solo quando il mezzo di pagamento è stato tracciato, cioè praticamente una spesa sanitaria pagata in contanti, ad esempio, non la troveremo, a meno che non siano farmaci o dispositivi medici, perché in tal caso quelli verranno comunque comunicati dalle farmacie, dalle sanitarie. Però una spesa professionale, un premio assicurativo pagato in contanti non è ritrovabile nella precompilata. Tra le principali novità della precompilata ci troviamo le somme corrisposte al GSE, cioè dall'ente gestore dei servizi energetici, dove il quale comunicherà le somme corrisposte a chi ha un impianto fotovoltaico e cede l'energia prodotta in esubero. Voi sapete che da un po' di anni a questa parte è obbligatoria proprio per avere la detrazione del fotovoltaico, anche la cessione dell'energia autoprodotta in esubero, cioè in esubero rispetto all'utilizzo dell'abitazione, e viene ceduta al GSE. Ecco, questa forma reddito e quindi andrà dichiarata. Da quest'anno queste somme che sono state corrisposte al GSE dovremo trovarcele nella precompilata.
Andando avanti nel modello della precompilata, vi ricordo troveremo ancora anche dati di versamenti, di imposte, di compensazioni, quindi è diciamo un utilizzo importante della precompilata ed è anche necessaria. Il CAF che rilascia il visto di conformità deve fare la verifica del precompilato, quindi è obbligatorio per il CAF ricevere una delega all'accesso al modello precompilato. Ci sono casi in cui, viene chiesto e può anche non essere consegnato, diciamo a sfavore del contribuente, perché comunque, il modello precompilato consente di risolvere parecchi errori di, inserimento dati, soprattutto dalla parte dei redditi. Ecco, vorrei dire, una cosa importantissima, attenzione perché il modello precompilato non sempre riporta tutti i dati, in particolare redditi da soggetti, per esempio, che non sono obbligati a essere sostituti d'imposta, mi viene in mente il collaboratore domestico, e anche non riporta spesso anche dati di oneri, perché, nelle spese sanitarie in particolare, perché spesso, c'è essendoci una trasmissione semestrale, alle volte, alcune spese vengono dimenticate, perse e non ci si può rimediare, quindi il medico diciamo può avere omesso di fare la trasmissione al sistema tessera sanitaria. Ehm, Parlando di quindi è importante sì prendere il dato da precompilata, però anche valutarlo con i documenti che abbiamo, e le nostre risorse documentali, perché, non sempre c'è tutto, anzi alle volte, mancano spese, in particolare mancano anche per esempio le spese sostenute all'estero, queste non le troveremo mai, mi viene in mente il dentista, fatto in zone diciamo fuori dall'Italia, no. Allora, parlando di 730, dati proprio principali, io vi parlo delle trasmissioni delle scadenze. Le scadenze sono invariate rispetto all'anno scorso anno e in particolare il termine ultimo di presentazione del modello 730 è il 30 settembre. Naturalmente ci sono delle scadenze intermedie di invio che consentono di avere il conguaglio nel mese successivo all'invio, nel periodo successivo all'invio, e sono scadenze importanti perché, ad esempio i modelli che vengono consegnati a maggio e giugno hanno una scadenza, entro giugno, e questa consente di avere il conguaglio nei tempi, quindi di avere il conguaglio nel mese di luglio. Come CAF noi facciamo un invio direi giornaliero quasi ogni 2 giorni diciamo, nel periodo maggio-giugno, proprio per consentire poi all'amministrazione finanziaria di, gestire in velocità i conguagli e restituire il conguaglio al datore di lavoro. E in questo il CAF appunto fa da supporter alle aziende, in quanto gestisce, come aveva detto il dottor Ceola, il servizio di intermediazione sui barra 4 e, consente all'azienda di avere in tempo reale i dati dei conguagli da effettuare, perché con l'intermediario viene, in pratica utilizzato un controllo giornaliero, anche plurigiornaliero, dei dati di ricezione dei conguagli, e questo consente di essere tempestivi nell'erogare il conguaglio alla dipendente. Poi vabbè il servizio poi, prosegue naturalmente durante tutto l'anno, questo servizio di intermediazione, e quindi fino a dicembre diciamo è monitorato per i conguagli. Ehm, I tempi quindi abbiamo detto l'ultima scadenza è il 30 di settembre, e su questo, parliamo, e questo per il modello in ordinario. Il conguaglio quando arriverà? Arriverà nel momento in cui io ho eseguito l'invio telematico, viene trasmesso al datore di lavoro il modello 734 nei tempi. Vi ricordo che l'agenzia si tiene 10 giorni per comunicarlo al datore di lavoro,
e in genere viene parte, diciamo, dalle comunicazioni fatte ai datori di lavori partono dagli ultimi 10 giorni di giugno e proseguono fino al 10 dicembre, poi si interrompono. Il conguaglio parte dalla retribuzione di competenza di luglio o comunque dalla prima retribuzione utile. Pertanto i modelli ricevuti a giugno partiranno con i conguagli a partire dal mese di luglio. I pensionati hanno tempi di conguaglio un po' più lunghi, infatti si parla di agosto-settembre. Un altro dato importante da ricordare è quello della riduzione dell'acconto, perché il dipendente ha la possibilità di richiedere la riduzione del secondo acconto d'imposta dovuto, purché lo comunichi al datore di lavoro entro il 10 di ottobre. Altra importante opzione e anche novità è il modello 730 integrativo. Allora, in caso di errata compilazione del modello 730 ordinario, sia precompilato e inviato direttamente all'agenzia oppure tramite il CAF, è possibile correggere gli errori attraverso la presentazione del modello integrativo e da quest'anno attraverso anche il modello redditi persone fisiche. Dico da quest'anno perché l'anno scorso c'era stato un limite importante all'uso del modello 730 integrativo in presenza di quadro V compilato, W compilato, cioè in presenza di comunicazione per redditi esteri, per attività detenute all'estero, era impossibile utilizzare il modello 730 integrativo e bisognava passare solo tramite il modello redditi. Da quest'anno invece il modello 730 integrativo, purché inviato al CAF, cioè deve essere inviato al CAF e non può essere gestito autonomamente dal dipendente con una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, quindi il 730 integrativo si può fare in ogni caso. L'alternativa, se io ho utilizzato il modello 730 precompilato dall'agenzia e voglio integrare il modello, io posso farlo solo tramite il modello redditi precompilato dell'agenzia, cioè facendo un'integrazione su un modello redditi persone fisiche e non il 730. Ciò vuol dire poi che il rimborso non me lo posso aspettare nella busta paga di dicembre, ma dovrò chiederne il rimborso diretto all'Agenzia delle Entrate o riportare il credito all'anno successivo. Ecco, il modello redditi, passato il periodo del modello 730 integrativo, io posso trasmettere il modello redditi integrativo, quindi io ho sempre la possibilità di risolvere errori e dimenticanze. Mi viene in mente un soggetto per il quale abbiamo fatto l'integrazione di 5 anni perché si era dimenticato di portare in detrazione il climatizzatore acquistato. Ecco, lui ha recuperato presentando il modello redditi integrativo e lo si può fare fino al quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi, ad esempio, se io ho un errore sul modello redditi 2019, io potrò, quindi presentato nel 2020, io avrò tempo fino alla 31/12/2025 per correggere l'errore, quindi con i redditi 2024. E a quel punto lì il credito presentato, emerso dalla dichiarazione integrativa lo potrò poi portare in recuperare nel modello 730 2026 o chiedere rimborso. Quindi 5 anni dalla data di presentazione del modello, non dal periodo d'imposta. Volevo ricordare a tutti che il CAF interregionale offre gratuitamente il servizio Personal CAF. È un servizio sempre accessibile in tutto l'anno dal contribuente, solo da lui, dove ovviamente con credenziali personali comunicate dal CAF, dove verranno postati tutti i modelli elaborati dal CAF interregionale. Quindi se io ho necessità di trovarmi il modello dell'anno prima
di spedirlo in PDF perché ho bisogno del modello ISEE, ad esempio, faccio l'accesso al portale e lì troverò il mio modello elaborato e con la ricevuta di invio telematico. È un servizio gratuito che si dà a tutti coloro che utilizzano i servizi dei CAF interregionale e che consente anche di leggere eventuali circolari su notizie fiscali e avvisi di scadenza che vengono postati e inviati da CAF. Velocemente, chi può presentare il modello 730 sono sempre gli stessi soggetti, quindi essenzialmente chi non ha una partita IVA, quindi chi non ha un reddito di impresa o di lavoro autonomo professionale. Si aggiungono quest'anno 2 nuovi quadri che sono il quadro M e il quadro T, dove si potranno dichiarare alcuni redditi a tassazione separata o plusvalenze di natura finanziaria che dall'anno fino all'anno scorso dovevano essere dichiarati con un modello redditi. Chi invece è obbligato a presentare il modello persone fisiche, ricordo che abbiamo anche la possibilità di presentare il 730 per le persone decedute, per conto di persone decedute. Questo consente di avere un rimborso diretto e immediato erogato agli eredi e il modello può essere però solo presentato da un CAF, quindi non è possibile accedere alla precompilata dell'agenzia del deceduto per inviarla all'agenzia, dobbiamo rivolgerci a un CAF. Mentre invece appunto il modello redditi persone fisiche rimane soggetto e obbligo di presentazione per chi non è stato residente in Italia nel 2024 o non lo è nel 2025, nell'anno di presentazione della dichiarazione. Una particolarità importante è chi ha in locazione più di 4 appartamenti, perché in questo caso qua chi loca 4 e più appartamenti, più di 4 appartamenti, è considerato un'attività un soggetto che svolge attività di impresa e quindi deve presentare il modello redditi. Io mi fermerei, parliamo velocemente della tracciabilità. No, mi fermo e riprendo con le attività successive. Okay? E parla il dottor Capasso. La tracciabilità delle... Era spento il microfono. No, dicevo che vi parlerò delle spese del 23 e le novità del 24, per ridare poi la parola alla dottoressa Peruzzo per quanto riguarda i bonus fiscali edilizi e le novità del 25. Allora, riprendendo in mano le novità del 23, che hanno trovato conferma nel 730 di quest'anno, volevamo partire dalle novità che in realtà c'è già da diversi anni, che riguarda quella di tracciabilità dei pagamenti, per ricordare a tutti che la possibilità di detrarre determinati oneri, soprattutto quelli del 19%, la novità riguarda la tracciabilità su tutte queste spese, con eccezione dell'acquisto di medicinali in farmacia o dei dispositivi medici, oppure delle spese sostenute presso strutture pubbliche o strutture private ma accreditate al servizio statale. Quindi resta confermata ormai da anni questa volontà del legislatore
di vedere le spese detraibili sempre tracciate, a pena di decadenza appunto della possibilità di recuperare le detrazioni. Questo riguarda appunto tutte le spese dell'articolo 15, articolo del 19%, perché già per i bonus fiscali sapete che quello era già da anni precedenti che prevedeva il pagamento con bonifico dedicato. Le conferme riguardano anche la possibilità di confermare quanto è indicato nel modello precompilato 730 come spese sanitarie, senza la necessità di presentare documentazione al CAF. Quindi se il contribuente, anche presentando 730 al CAF, conferma l'importo presente nella precompilata per quanto riguarda le spese sanitarie, sarà sufficiente accedere al link che vedete nelle nostre slide per scaricare attraverso il sistema testa sanitaria il dettaglio degli importi, ma sarà sufficiente quella documentazione. Ovviamente a condizione essenziale è che l'importo non venga modificato con richiesta in più, per esempio, evidentemente. In quel caso sarà necessario fornire tutta la documentazione. L'altro aspetto che volevamo ricordare, che ha trovato però poi una modifica poi nelle istruzioni di quest'anno, riguarda le limitazioni che vengono date alle detrazioni del 19% quando si superano determinati livelli di reddito complessivo. Vi ricordate che le detrazioni di cui l'articolo 15 fondamentalmente del TUIR, che sono quelle del 19%, sono detrazioni piene fino ad un reddito complessivo di 120.000 euro. Dopodiché questa detrazione viene riproporzionata fino a un reddito complessivo di 240.000, al di sopra del quale la detrazione si azzera. Le spese che sono interessate, quindi la detrazione che viene colpita da questa limitazione, sono quelle, vi dicevo, dell'articolo 15 del TUIR, e sono quelle che riguardano il 19%, appunto, le spese di istruzione, universitarie, sportive, e su questo aspetto non è cambiato nulla. Le uniche due spese che scappano via da questa limitazione e che quindi vedono una detrazione piena a prescindere quindi dall'ammontare del reddito sono gli interessi passivi su mutui e le spese sanitarie. Quindi il CAF, nel momento in cui andrà a elaborare i conteggi, terrà conto di una limitazione del reddito soltanto escludendo gli interessi passivi e spese sanitarie, che trovano capienza piena del 19%. Quest'anno, abbiamo ricordato questo aspetto, perché quest'anno hanno inserito un ulteriore abbattimento delle detrazioni relativi al 19%, ovvero una volta fatto il controllo sul limite reddituale dei 120.000 o 240.000, c'è un altro abbattimento, ovvero per i redditi complessivi superiori ai 50.000 euro, la detrazione avrà una riduzione forfettaria di 260 euro. Quindi una volta ci saranno questi tre scaglioni, 120, 240, ma anche quello dei 50.000. Quindi da non confondere con la normativa precedente, per questo l'abbiamo ricordata. Comunque va ricordato il limite dei 120.000 come scaglione, al di sopra del quale inizia il riproporzionamento. Una volta fatti i conteggi, quindi in una fase successiva, per i redditi superiori ai 50.000 c'è l'abbattimento di 260 euro. Riguarda gli oneri con detrazione del 19%, quindi sono ricompresi gli interessi passivi e le spese di istruzione veterinarie, mentre sono esclusi gli oneri di 19% per le spese sanitarie, quindi l'unica esclusione è quella lì, oppure le detrazioni, inoltre le detrazioni per erogazioni liberali ai partiti politici e la detrazione per premi di assicurazione per i rischi di eventi calamitosi. Quindi ecco, quando andremo a verificare il conteggio dell'elaborazione della liquidazione del modello 730, dovremo tener conto di questa nuova limitazione. Le novità invece che a parte i conteggi della liquidazione del modello 730 che riguardano la normativa delle spese e dei redditi che devono essere tassati, trovano innanzitutto conferma la compilazione dei quadri familiari a carico. Sapete che adesso il quadro familiare a carico del 730 non viene più gestito per il riconoscimento delle detrazioni. Le detrazioni per familiare a carico vanno gestite unicamente attraverso l'INPS con l'assegno universale.
Importanti novità le vedremo alla fine con la collega quando vi parlerà di quello che succederà per le detrazioni del 2025. Comunque per il 2024 confermata la compilazione del modello 24-23 che vedremo anche tra qualche slide che vi la riepiloga, ovvero nessuna detrazione è più riconosciuta per ulteriori detrazioni oppure per soggetti che hanno più di 4 figli, ma tutto viene gestito attraverso l'assegno unico INPS. All'interno del modello 730 verranno gestite soltanto le detrazioni spettanti per i figli con 21 anni o più. Al di sotto di questa soglia d'età gestisce tutto l'INPS. E in caso di mancanza di comunicazione all'INPS per il riconoscimento dell'assegno unico, non si potrà gestire questa mancanza all'interno del 730. Viene confermata poi anche quest'anno la tassazione agevolata per le mance. Anche qui più avanti troverete una slide riepilogativa con le condizioni. Viene confermata la riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, che è passata già dall'anno scorso dal 10 al 5%. Viene confermata anche la possibilità, introdotta l'anno scorso, di presentare il modello 730 senza sostituto, anche nel caso in cui in realtà il contribuente abbia un sostituto. Fino a 2 anni fa questa possibilità di gestire il 730 senza sostituto era riconosciuto solo ai soggetti che avevano cessato il rapporto di lavoro e che nei mesi in cui il sostituto doveva erogare la liquidazione del credito o addebitare il debito non fosse presente. Dall'anno scorso, e quindi mantenuto anche quest'anno, il contribuente può scegliere anche l'opzione rimborso tramite direttamente dall'Agenzia Entrate o pagamento con F24, anche se ha un sostituto d'imposta. L'esempio della slide ripercorre un po' quello che diceva la collega riguardo alla presentazione ST30 in presenza per conto del deceduto. Le novità confermate era questa qua la slide che vi avevo anticipato per la compilazione dei quadri del familiare a carico. Sono eliminate detrazioni, eliminate le maggiorazioni per disabili e anche l'ulteriore detrazione per i 4 figli. Vi ricordiamo che comunque questo quadro va comunque compilato con i codici fiscali per continuare a fornire delle detrazioni degli oneri e delle spese che indichiamo nella sezione E, fondamentalmente la sezione 1, quando abbiamo spese relative ai familiari a carico, quindi va comunque compilato. Quello che non gestisce è il calcolo delle detrazioni, ma la compilazione rimane, anche per avere nell'anno successivo il richiamo per esempio dei dati delle spese sanitarie che vengono abbinate al contribuente che nell'anno precedente ha indicato il codice fiscale del familiare. Il quadro C, appunto vi dicevo, riguarda Rigo C16, la conferma, anche se abbiamo visto pochissimi casi, ma gestisce le cosiddette somme percepite a titolo di mancia o liberalità dei clienti, tassazione a titolo sostitutivo di un 5%, con una limitazione importante, cioè al massimo può questo 5% essere applicato ad un reddito che è pari al 25% del totale del reddito percepito nell'anno. Ovviamente ha una limitazione essendo molto bassa. L'importante è che il quadro C, ricordiamo sempre, può essere utilizzato, il modello 730, anche per gestire delle rettifiche, cioè nel momento in cui ho applicato una tassazione, questo può riguardare sia la tassazione per i premi di produttività, il C4, oppure questo Rigo C16, nel momento in cui voglio rettificare un contribuente e un comportamento errato avvenuto durante l'anno, posso utilizzare il modello 730 per rettificare quel comportamento e magari porre una tassazione che era stata sostitutiva ad ordinaria, perché magari non avevo i requisiti o è comunque errata. Quindi non serve solo per la compilazione e per la conferma, ma anche per le correzioni. E l'altro aspetto da ricordare del quadro C sempre è che i campi vanno comunque tutti compilati sempre, perché il quadro C è strettamente collegato con il modello CU inviato adesso entro fine mese, entro metà marzo, da tutti i sostituti d'imposta all'Agenzia delle Entrate. Quei campi, i contenuti del quadro C, sono incrociati in maniera automatica dall'Agenzia delle Entrate, quindi non c'è necessità di un controllo documentale. E ogni dato contenuto nella CU deve essere riportato nel quadro C, anche se potrebbe sembrare ininfluente, ma a volte ci sono dei conteggi,
tipo di conteggi di detrazioni o di agevolazioni all'interno del 730 che tengono conto anche di redditi che magari non concorrono al reddito complessivo, cioè non vengono sommati al reddito complessivo per la tassazione del 730, ma concorrono come reddito a delle agevolazioni. Per esempio, che ne so, il contributo trattamento integrativo tiene conto del reddito complessivo, per esempio anche le detrazioni per lavoratori e per i lavoratori familiari a carico, tiene conto anche di un reddito di cedolare secca che viene tassato in modo diverso, ma non tiene conto, ma è un reddito a livello figurativo in questo caso. Anche il reddito delle mance, per esempio, in alcuni casi, anche se è assoggettato ad imposta al 5%, il conteggio del CAF ne tiene conto per dei redditi figurativi che servono per determinati conteggi. Fondamentalmente sono i conteggi, sono i redditi indicati con imposte sostitutive nel quadro C, per esempio i redditi esenti per i soggetti impatriati che hanno una quota, oppure anche i docenti, che hanno una quota anche alta del 50-40% esente, devono essere indicati perché pur non essendo tassati, comunque vengono considerati ai fini del reddito complessivo per determinate agevolazioni, che siano detrazioni o tassazioni agevolate nel 730. Se io non indico questi redditi esenti o tassati in modo sostitutivo nel quadro C, sbaglio il conteggio delle detrazioni che vi dicevo. L'altra importante novità inserita l'anno scorso che trova conferma quest'anno è la compilazione del quadro W, che va a gestire tutti gli investimenti immobiliari e le attività gestite e tenute all'estero, nonché le criptoattività. Sono due gli aspetti da tenere in considerazione per il quadro W fondamentali. Uno è che serve per il monitoraggio fiscale, ovvero l'Agenzia delle Entrate vuole sapere se i residenti in Italia detengono, possiedono degli investimenti immobiliari all'estero, quindi sono soggetto a un immobile all'estero, oppure se detiene attività finanziarie all'estero, oppure adesso se possiede delle criptovalute. E questo è il monitoraggio fiscale, quindi devo compilarlo comunque, anche se non ho attività di compravendita, di generazione di plusvalenze sulle criptovalute, per esempio. Ma per il solo fatto di detenere queste attività nel corso del 2024 devono essere indicate nel quadro W. L'altro aspetto è che il quadro W mi serve per liquidare determinate imposte legate a queste fattispecie, ovvero se possiedo degli investimenti immobiliari all'estero, nel 730 devo calcolare l'imposta IVIE, che sarebbe l'acronimo di imposta sul valore degli immobili all'estero, che ha subito un aumento di aliquota che dopo vediamo nella slide. Poi per le attività invece finanziarie, di natura finanziaria all'estero, dovrò liquidare l'imposta IVAFE. Qui c'è stato un aumento soltanto però per quelle che sono detenute in paesi esteri che hanno una fiscalità privilegiata. E in più devo liquidare l'imposta relativa, l'imposta di bollo, diciamo la nostra corrispondente imposta di bollo, per quanto riguarda le criptovalute. Anche su queste bisogna calcolare un'imposta. Quindi ricordiamoci che il quadro W non è solamente per il monitoraggio, quindi per l'indicazione dei dati, ma anche per un calcolo di imposta che deve essere versata attraverso il modello 730 con modello F24. Le criptovalute poi trovano una novità nel quadro T che è stato introdotto quest'anno, ovvero al verificarsi di una plusvalenza incassata nel corso del 2024, questa plusvalenza sulle criptovalute, sulle vendite delle criptovalute, va indicata e tassata al 26% nel modello, nel quadro T, che è il nuovo quadro inserito, che vedremo più avanti. Sul monitoraggio fiscale ci sono due limitazioni che sono quelle dei 15.000 euro per quanto riguarda i conti correnti, che sono forse la fattispecie che ci capita di più. I conti correnti detenuti all'estero, fino se non ho superato nel corso dell'anno la soglia di 15.000 euro, posso non monitorarli, ma è sufficiente che li superi per un solo giorno, l'importo di 15.000 euro, e mi scatta l'obbligo di monitoraggio. E accanto a questo c'è il limite dei 5.000 invece, che riguarda l'imposta IVAFE, che va calcolata soltanto nel momento in cui ho una giacenza media superiore ai 5.000 euro.
Il modello 730, ricordiamoci che per il quadro W non dà tante istruzioni, rimanda direttamente alle istruzioni del modello redditi persone fisiche e rimanda lì per quanto riguarda la normativa. Cosa c'è di nuovo quest'anno invece? Quindi queste sono un po' le cose che sono state confermate, che consideravamo importanti da riprendere e che sono state un po' integrate, hanno avuto qualche piccola modifica. Invece cosa c'è proprio di nuovo nel modello 730 di quest'anno? Vediamo che le istituzioni hanno accolto quello che diceva la finanziaria, ovvero una variazione di scaglione di reddito e delle aliquote IRPEF, che sono state accorpate a 3. È stata eliminata la più bassa, quella fino a 15.000 euro, è stata portata direttamente ai 28.000. Le detrazioni per lavoro dipendente che sono state aumentate di 75 euro e accanto a questo è stato cambiato di conseguenza anche il conteggio per il riconoscimento del contributo del trattamento integrativo, i 1.200 euro. Il conteggio rimane, lo vediamo nelle prossime slide, uguale a quello dell'anno scorso, con una decurtazione però dell'imposta lorda della detrazione, scusate, di 75 euro. Locazioni brevi, e mi raccomando parliamo solo di locazioni brevi e non delle locazioni quelle ordinarie. Locazioni brevi si intendono quelle che hanno una durata inferiore ai 30 giorni e che non hanno l'obbligo e il cui contratto di locazione non ha l'obbligo di registrazione. Per queste locazioni brevi c'è un'aliquota di tassazione pari al 26%, con la possibilità però in sede di compilazione del modello 730 di optare per tassazione al 21% soltanto per un immobile. Va da sé che se io ho soltanto una locazione breve su un immobile, opterò in dichiarazione 730 direttamente per quel 21%. In presenza di più locazioni, di più contratti di locazione brevi, applicherò il 21%, immagino, per i canoni, quelli più alti, e il 26% per le altre locazioni. Ecco, però è importante ricordarci che questa differenza e questo aumento di aliquota riguarda soltanto i contratti per locazioni brevi inferiori ai 30 giorni. Le locazioni, quelle normali, seguono la normativa, quella solita, con tassazione cedolare secca al 21% oppure 10% per i contratti a canone concordato. Introdotto, sapete, immagino di sì, l'obbligo di richiedere al Ministero del Turismo il codice CIN, e questo codice CIN deve essere rilasciato unicamente per le locazioni brevi e turistiche e deve essere indicato nel modello 730. Altra modifica riguarda la tassazione del lavoro sportivo degli atleti, non solo degli atleti, anche di altri soggetti nell'ambito sportivo. Modifica che era avvenuta anche nel 2023 e che aveva determinato una divisione dell'anno d'imposta in due per il 2023. Lo stesso accade nel 2024, ovvero la tassazione per i lavoratori in ambito sportivo fino al 30 luglio avviene in un modo, dopo dal 31 luglio in poi invece ha una modifica, ovvero il legislatore a far data dal 31 luglio, che è l'entrata in vigore del decreto legislativo 71 del 24, non considera più ammissibile l'assimilazione del lavoro sportivo a lavoro autonomo, non può più essere assimilato al lavoro autonomo, quindi deve essere assimilato al contratto di lavoro dipendente subordinato o a contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Di conseguenza, dal 31 luglio in poi non possiamo più compilare il quadro D, dove c'erano le attività del lavoro autonomo, D3, D5, e come abbiamo fatto gli anni precedenti, come possiamo fare dobbiamo fare per i redditi percepiti fino al 30 di luglio. Dopodiché, quindi, dopo quella data andrà gestito tutto nel quadro C e non più nel quadro D. Bonus Natale, inserito una piccola sezione a fianco al C14 dove c'è il trattamento integrativo, c'è la possibilità di gestire anche il bonus di 100 euro, che è un'indennità che in teoria il datore di lavoro ha già riconosciuto ai contribuenti e ai dipendenti in fase di erogazione della 13ª mensilità a determinati requisiti. Nel 730 si possono fare, come vi anticipavo prima, entrambe le cose, ovvero o richiedere il riconoscimento di questa
indennità a ricorrere dei requisiti naturalmente, oppure in caso di riconoscimento errato da parte del sostituto di imposta, perché magari il dipendente aveva dichiarato dei requisiti che poi non si sono rivelati corretti, vuole rettificare e quindi restituire l'importo. Modificata anche rivista la tassazione per il rientro degli impatriati. Detrazione per oneri, vi avevo già accennato prima, hanno abbattuto nuovamente, hanno integrato l'abbattimento per redditi complessivi superiori ai 50.000 euro e colpisce per esempio anche gli interessi passivi che invece non erano soggetti al vincolo del limite dei 120.000. Detrazioni, super bonus, sisma bonus, barriere e comunque bonus edilizi ormai sono tutti ripartiti in 10 anni, non ci sono più ripartizioni inferiori ai 10 anni. Bonus mobili, abbattimento a 5.000 euro. Ricordate che fino a qualche anno fa siamo arrivati che erano 16.000 euro il massimale di spesa, adesso siamo a 5.000. L'IVIE e l'IVAFE, vi avevo già accennato, l'IVIE aumenta da uno 0,76 all'1,06, che l'imposta è la nostra corrispondente IMU, diciamo, no? Quindi se ho un immobile all'estero, devo pagare in Italia anche in Italia un'imposta similare all'IMU, che è l'1,06. Per tutta la normativa, per capire su quale base va calcolato e tutto, si rimanda all'istruzione non le trovate nel 730, ma le trovate nelle istruzioni persone fisiche. Qui non ci possiamo non andare nel dettaglio, però è molto simile il conteggio a quanto avviene in Italia, con delle particolarità per quanto riguarda se l'immobile è detenuto nello Stato di Comunità Europea o meno. Si può utilizzare invece del costo d'acquisto la rendita catastale, se in assenza di questi dati si può utilizzare il valore di mercato. Comunque un conteggio similare a quella dell'IMU. Se poi all'estero sono state pagate già delle imposte, se ne può tenere conto nella compilazione a decurtazione. Invece il passaggio da 0,2 a 0,4 dell'imposta sulle attività finanziarie vale solo questo aumento, però mi raccomando in paesi con regime a tassazione privilegiata, altrimenti la tassazione resta lo 0,2. Hanno tolto, lo sapevamo, che era riconosciuta solo per il 2023, il bonus casa green, ovvero l'acquisto di abitazioni principali in classe energetica A o B. C'era la possibilità di detrarre l'IVA sostenuta, il pagamento sostenuto nell'acquisto. La grossa novità che va ad appesantire, diciamo, per certi va a semplificare la vita del contribuente, perché di fatto utilizza una sola dichiarazione dei redditi, che è il modello 730, e quindi questa potrebbe essere una semplificazione, vista come semplificazione, perché così il contribuente con un'unica dichiarazione gestisce più fattispecie. Da parte nostra sembra un po' un appesantimento e una complicazione nella gestione di un modello 730 che era nato come modello dichiarativo semplificato per i dipendenti, che con questo modello avevano la facilità nel gestire appunto il recupero fondamentalmente delle spese sostenute durante l'anno, quindi ricevere i crediti. Fatto sta che è stato inserito il quadro M e il quadro T, che richiamano ovviamente come diciture il quadro RM ed RT, che fino all'anno scorso venivano gestiti con modello redditi persone fisiche. Il quadro M fondamentalmente va a sostituire tante fattispecie che prima eravamo abituati a gestire nel quadro D, soprattutto la zona, l'ultima parte del quadro D, nel rigo di 7, dove anche se era poco utilizzato, però veniva utilizzato, e quindi adesso andrà nel quadro M. Vengono inserite fondamentalmente le fattispecie che consideriamo più frequenti, sono le indennità, la cessazione dei rapporti magari di co-co-co, le indennità a vario genere, ci sono indennità anche di esproprio o di risarcimento danni, oppure la cosa che più ci è capitato, insomma, è quando si vogliono riportare a tassazione degli oneri detratti o dedotti in anni precedenti, ovvero io ho inserito nel modello 730 anno imposta 23 un onere che mi sono detratto, oppure che ho dedotto, a seconda se sono sezione 1 o sezione 2, però durante l'anno o nell'anno successivo mi è stato rimborsato. Può essere sia spese sanitarie che magari una spesa assicurativa.
A quel punto quella detrazione che ho ottenuto devo restituirla. Prima inserivamo quella spesa nel rigo di 7 con il codice 4. Adesso devo utilizzare il quadro M. Quadro M, che vedrete nel modello 730, occupa addirittura una facciata del modello 730, solo il quadro M. E il quadro T una facciata e mezzo, per andare a racchiudere tutte le fattispecie che possono essere inserite lì. Vediamo le prossime slide. Qui semplicemente vi facciamo vedere la riduzione delle aliquote. Vedete lo scaglione fino a 28.000 prende quella del 23%. Locazioni brevi, eccolo qua, solamente per queste, la seconda, terza e quarta casa, sì, quindi solo per una posso applicare il 21%, mentre per l'altra 26%. Qui fa riferimento, quello è il secondo punto, a quanto diceva la collega, ovvero che questa gestione delle locazioni brevi è riconosciuta, può essere gestita in modo delle persone fisiche nel modello 730 fino ad un massimo di 4 immobili. Nel momento in cui io supero e quindi ho un quinto immobile, per il legislatore il soggetto persona fisica non può più gestire questa attività come diciamo occasionale, quindi saltuaria, e gestirla nel 730, ma è obbligato all'apertura di una partita IVA perché si tratta di attività imprenditoriale, quindi viene ricasca in quella gestione con apertura di partita IVA. Fino invece a 4 immobili si gestisce un primo immobile al 21%, gli altri è aumentata al 26%, e l'opzione su quale immobile applicare il 21% si fa nel modello 730. Vi segnalo solo una novità nella compilazione, che l'opzione per la cedolare secca non sarà più la spunta, un flag da mettere in questi casi qua, ma per la cedolare secca, ma ci sarà la scelta di un codice. Sono 3 codici, l'1, il 2 e il 3. L'1 che ti dà l'opzione, potrai scegliere tra il 21 e il 26%, insieme al 2, mentre il terzo era il 26%. Quindi tutto viene gestito con 3 codici, non ci saranno caselline diverse da flaggare, quindi la compilazione è cambiata. Le detrazioni, vi dicevo, rimodulate, hanno aumentato di 75 euro la detrazione fino a 15.000 euro, e questo a cascata va ad incidere sul conteggio, sul conteggio del trattamento integrativo. C'è una slide successiva dove vi mostriamo un po' le condizioni, che sono queste. No, c'è pure questa, 2 secondi, quella successiva. Eccola qua. Trattamento integrativo non è cambiato nulla rispetto all'anno scorso, quindi sempre un reddito fino a 15.000 euro. La prima condizione, anzi la condizione fino a 15.000 euro per avere 1.200 euro pieni è che l'imposta lorda da lavoro dipendente sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Però quest'anno c'è la diminuzione di 75 euro. Questa novità sembrava, poi l'anno scorso avevamo detto che sarebbe stata valida solo per il 24. In realtà l'hanno riconosciuta a regime, quindi varrà anche per gli anni successivi, anche nel 25 sicuramente. Quindi al rispetto di queste condizioni viene riconosciuto il contributo per 1.200 euro. Per i redditi complessivi superiori ai 15.000 fino a 28.000 invece c'è un'altra verifica da fare, ovvero si fa una prima verifica, che è la condizione precedente. Una volta rispettata la prima, dovrà verificare, anzi, il trattamento integrativo sarà riconosciuto in misura pari a che cosa? La differenza tra le detrazioni che il soggetto contribuente ha, che riceve in dichiarazione in 730, e il rigo 16 dell'imposta lorda. Quindi dovremo andare a verificare tutte le detrazioni di cui beneficia il contribuente. Se queste detrazioni sono superiori all'imposta lorda, ci sarà un beneficio come trattamento integrativo. Diversamente no. Le detrazioni sono quelle che avevamo visto anche l'anno scorso, non è cambiato nulla, sono queste elencate qui in modo sintetico, ma riguardano un po' tutte le detrazioni che praticamente sono presenti nel 730. Vedete sotto, per esempio, ve l'abbiamo indicato, la formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo. Bisogna far concorrere le quote reddito esenti delle imposte, per esempio sui redditi di quote esenti per i ricercatori, e in più l'importo del reddito delle locazioni assoggettate a cedolare secca, che sono pure alle mance, come vi dicevo prima. Sono dei redditi, diciamo, che in questo caso figurativi, nel senso che
non pago imposte perché magari sono esenti o hanno un'imposta sostitutiva, 21 o 5% a seconda dei casi di cosa sto parlando, però vanno ad inserirsi nel reddito complessivo al fine di questa detrazione. E nella liquidazione 730 bisogna stare attenti, bisogna capirla questa cosa, perché quando fa il conteggio non sempre è chiaro, non ti fa vedere, ti fa un rigo complessivo del reddito complessivo che prende a base. Andando avanti, siccome ci sono tante cose da fare e da dire e da vedere, questa è la slide che riassume invece l'indennità del bonus tredicesima. Se dovessi dare riconoscimento a 730, devo sapere che il reddito complessivo del 2004 non deve essere superiore a 28.000. Dimenticavo che per il trattamento integrativo, ci ricordiamo tutti, che sopra i 28.000 euro, 28.000 euro e uno, non c'è più nessun trattamento integrativo, non c'è più l'ulteriore detrazione che c'era fino a 2 anni fa. Quindi l'hanno tolta l'anno scorso ed è confermato. Tornando all'indennità bonus Natale o tredicesima, è destinato ai dipendenti con almeno un figlio a carico e che abbiano 2 requisiti economici: il reddito complessivo del 24 non superiore a 28.000 euro e l'IRPEF lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente. Cosa può essere capitato? Che i lavoratori che non hanno fatto richiesta entro la scadenza di dicembre vogliano avere riconoscimento di questa indennità adesso, oppure i dipendenti senza un sostituto d'imposta, tipo colf o badanti, che possono compilare il 730 senza sostituto e vedere riconosciuto questo credito. Chi ha perso lavoro prima di dicembre, quindi non aveva a dicembre un datore di lavoro che potesse riconoscergli questa indennità. Oppure chi ha avuto riconoscimento ma deve restituirla. Lavoro sportivo, c'è il riepilogo di quello che vi ho detto prima, questa slide può aiutarvi alla compilazione. Redditi percepiti fino al 30 luglio 2004, compilo i righi di 3 e di 5 perché la norma mi consente ancora di assimilarli a quelli di lavoro autonomo. Redditi percepiti dopo il 31 luglio 2024, entrata in vigore del decreto 71 del 2024, compilo la sezione 1 del quadro C, quella ordinaria, diciamo, utilizzando il codice 8 per i redditi sportivi dilettanti e il codice 9 per i redditi sportivi professionisti, però soltanto se hanno un'età inferiore ai 23 anni, under 23. Diversamente avranno una tassazione ordinaria. La norma che disciplina la tassazione poi del lavoro sportivo non è questa del decreto 71 del 24, che ha segnato semplicemente questo spartiacque perché ha abrogato l'assimilazione al lavoro autonomo. La disciplina della tassazione la trovate nel decreto, quello del 2023, che ha modificato, anzi deve essere del 2021, che ha modificato poi a partire dal 23 la disciplina, che vede una esenzione da tassazione IRPEF per questi redditi fino ai 15.000 euro. Superando i 15.000 euro tasserò soltanto la parte eccedente ed esenzione della contribuzione previdenziale fino ai 5.000. Arriviamo invece al quadro M. Quadro M che vi dicevo vede traslare direttamente dal modello 730 tutta la normativa che prima era gestita nel quadro RM delle persone fisiche. Deve essere utilizzato per quali tipi di redditi e per quali fattispecie? Allora, per i redditi a tassazione separata, e qui vi ho fatto il rimando, praticamente in questa prima sezione vanno indicate tutte le casistiche che gestivamo nel rigo 7 del quadro D, che adesso è stato cancellato. Possono essere inserite qui, devono essere inserite qui anche altre indennità, tipo per cessazione di rapporti, anticipazioni e poche altre fattispecie. C'è una slide successiva che magari ve le evidenzia. Poi nella sezione 2 invece troviamo l'indicazione dell'imposta delle fattispecie che sono soggette a imposta sostitutiva. Sono i redditi di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente, ovvero quei redditi che non vengono gestiti per il tramite di un intermediario, perché se c'è un intermediario che gestisce questi redditi di fonte estera,
allora sarà lui che direttamente calcolerà l'imposta sostitutiva del 26% che farà versare questa imposta. Le plusvalenze della cessione terreni sono da indicare nella sezione 1, poi vi daremo l'indicazione corretta nelle slide che pubblicheremo. L'altro, per esempio, reddito che potrebbe capitare, che va assoggettato a imposta sostitutiva, sono i compensi delle lezioni private dei docenti, cioè quei docenti titolari di cattedra che danno anche ripetizioni o lezioni private. Quei redditi devono essere tassati in modo sostitutivo con un 15%. Quel reddito va indicato adesso in questo quadro M del 730. Quindi in questo caso probabilmente potrebbe essere una semplificazione per un contribuente che diversamente l'anno scorso avrebbe dovuto compilare 730 per tutta la gestione, diciamo, ordinaria, e poi compilare frontespizio e quadro RM soltanto per indicare questo reddito. Una sezione a parte invece è destinata alla compilazione e alla gestione della rivalutazione dei terreni, che c'è una slide apposita per questa compilazione dove vi riepiloghiamo un po' le condizioni. Questo vale sia per la gestione della rivalutazione dei terreni, la norma, e anche la rivalutazione delle partecipazioni, che però va gestito nel quadro T. Diciamo che la valutazione dei terreni è un'agevolazione che è stata riconosciuta da anni ormai, dal 2002 mi sembra, e che di anno in anno veniva prorogata, salvo qualche anno. Adesso è a regime. Quindi ogni anno si può effettuare, prima della vendita di un terreno, si può effettuare una rivalutazione di questo bene. Il vantaggio qual è? È che se io non vado a fare questa rivalutazione e lo vado a vendere, la plusvalenza che mi sorge tra valore di mercato, prezzo di vendita e valore storico potrebbe essere una plusvalenza molto alta che genera un valore, una tassazione alta. La rivalutazione mi dà la possibilità di portare il valore del costo di acquisto originario già ad un valore di mercato, diciamo, facendo emergere questo valore, però lo tasso con un'aliquota sostitutiva, cioè un 16%, che adesso a regime, vi anticipo già, dal 2025 è un 18%. Per fare questo cosa dobbiamo fare? Il terreno deve essere posseduto, quindi non posso comprarlo precedentemente, deve essere posseduto al 1 gennaio 24. Dovremo verificare questo. Ci deve essere una perizia giurata e redatta entro il 30 novembre 2024. E l'imposta sostitutiva, che prima doveva essere versata entro il 30 giugno, l'hanno prorogata, deve essere versata entro il 30 novembre 24. A ricorrere di queste condizioni, quindi anche dobbiamo avere l'F24, la quietanza dell'F24 del versamento dell'imposta sostitutiva, o di tutta l'imposta, o almeno, se ha chiesto la rateizzazione, della prima rata di 3. A ricorrere di quelle condizioni possiamo riconoscere appunto la tassazione al 16%. E il tutto va gestito nella compilazione del nuovo quadro M, sezione 3. Questa invece è riepiloga la tassazione dei redditi nella sezione 2 nel quadro M e riguarda i redditi di capitale di fonte estera. L'altra novità appunto è che non solo hanno spostato quello che andava nell'RM persona fisica qui dentro, ma hanno spostato anche alcune cose che l'anno scorso avevano inserito nel quadro L, ricordate i righe L7 e L8, che andavano a gestire appunto per esempio i redditi capitali di fonte estera. E prima si trovavano in quel quadro lì, quadro L, che adesso, sono andato a vedere le istruzioni, racchiude due fattispecie che riguardano i redditi di campione d'Italia e un'altra che i redditi legati alla Svizzera e nient'altro, quindi proprio è residuale adesso il quadro L introdotto l'anno scorso. Sono stati travasati qui la gestione di questa imposta qui e anche la gestione della rivalutazione dei terreni che l'anno scorso era nel quadro L. Quindi i redditi capitali di fonte estera, diversi da quelli da dichiarare nel quadro D, percepiti senza l'intervento di intermediari residenti, perché diversamente è l'intermediario che gestisce tutto, e che non hanno subito quindi alcuna ritenuta a titolo di imposta. Devono scontare un'imposta sostitutiva nella stessa misura di quanto avrebbero ritenuto a titolo di imposta, quindi ritenuta alla fonte, se fossero stati generati come redditi qui in Italia.
Queste erano le fattispecie, secondo noi, principali del quadro M. Vi ripeto, è un quadro che è una facciata, quindi ci sono diverse casistiche, ma abbiamo riassunto quelle che secondo noi capitano più di frequente. Il quadro T invece gestisce tutte le plusvalenze di natura finanziaria. È fatta da diverse sezioni, quindi infatti il modello 730 è stato stravolto, nel senso che una facciata e mezzo è dedicata solamente a questo quadro. Le fattispecie qui più importanti che vengono gestite sono quelle relative alle plusvalenze in caso di cessioni di partecipazioni, di quote di partecipazioni in società, sia di natura qualificata che di natura non qualificata. Vi ricordate, gli anni precedenti queste cose venivano gestite nel quadro D, ma perché c'era una tassazione diversa fino all'anno d'imposta 2019, ovvero dovevamo inserire nel quadro D la quota di reddito in caso di partecipazione qualificata. Vi ricordate il 40%, poi è diventato 49,72, poi 58,64%. Andavamo a prendere quella quota del dividendo e la inserivamo nel 730 in caso di partecipazione qualificata. Invece quando si ha una percentuale di possesso superiore al 25% di quella società. Per quelle non qualificate invece c'è una tassazione sostitutiva. Negli anni la normativa ha subito moltissimi cambiamenti. Diciamo che adesso invece la tassazione, sia che sia di fronte ad una plusvalenza verso sto cedendo una partecipazione qualificata, sia che io stia cedendo una partecipazione non qualificata, la tassazione avviene sempre in modo sostitutivo con un'aliquota del 26%. Qui sappiamo anche che per di più le società che bisogna vedere se la società emittente, cioè coloro che hanno la società della quale io posseggo una partecipazione che l'ho ceduta, se mi ha consegnato la certificazione relativa a questa operazione, perché non c'è l'obbligo di invio telematico e nemmeno c'è l'obbligo cartaceo in realtà di consegnarlo al contribuente, ma non c'è un obbligo di invio telematico. Qui non so neanche che dati potrà incrociare l'Agenzia delle Entrate su queste plusvalenze, a meno che non ci siano degli intermediari che gestiscono le cessioni, ma in quei casi là la tassazione la gestisce l'intermediario direttamente. Tutta una sezione dedicata anche alle gestioni delle minusvalenze. Quindi qua devo stare attento a minusvalenze che mi riporto da anni precedenti che ce l'avevano nel quadro PF e che devo andare a indicare. Qua non c'è la sezione indicata nella slide, ma c'è l'ultima sezione di questo quadro dedicata a tutte le minusvalenze, ovvero dovrò andare a gestire minusvalenze che ho generato, che avevo, che mi sono portato avanti, perché le posso portare avanti per non più di 4 anni, in anni precedenti, che magari ho un residuo da poter utilizzare in caso di cessione che è avvenuta nel 2024. Ricordiamoci che le plusvalenze di natura finanziaria vengono gestite tutte con il principio di cassa, quindi tutto ciò che io vado ad incassare nel 2024 o la minusvalenze eventualmente, non vado a guardare la delibera di distribuzione di un dividendo o altro, quindi quello che avviene con il principio di cassa. L'altra cosa che posso gestire in questo quadro, che devo gestire in questo quadro, sono le partecipazioni rivalutate, che funzionano allo stesso modo come normativa, diciamo, per quello che vi ho detto per la rivalutazione dei terreni. Anche lì dovremmo avere una partecipazione posseduta al 1 gennaio 24, devo avere una perizia di un perito che stima e che giura quella perizia, deve essere giurata, mi raccomando, questa perizia, quindi si giura o in tribunale o davanti a un notaio, perché in questa perizia viene attestato il valore della quota societaria. E poi il versamento dell'imposta sostitutiva del 16%. A quel punto posso gestire il tutto nel 730. L'ultima sezione, prima delle minusvalenze, riguarda le plusvalenze di natura finanziaria da cessione di criptoattività. Allora, innanzitutto per le cessioni avvenute nel 2024 tasso soltanto l'eccedenza, quindi se la mia plusvalenza è generata è sotto l'importo di 2.000 euro, e non devo fare niente, non devo dichiarare niente. Come vi ricordo, non devo dichiarare niente in tutti i casi in cui ci sia un intermediario che gestisce questa cosa.
La plusvalenza come faccio a calcolarla? E qui, per quanto riguarda le criptovalute ci sono delle difficoltà, nel senso che io devo, come sempre, fare una differenza tra quello che, viene, incasso dalla vendita della criptovaluta, che sarà il mio ricavo, e quello che ho sostenuto come costo. Il problema è: qual è il costo? Il costo lo dichiara il contribuente, però dalla poca esperienza che abbiamo avuto, perché è una novità questa, e con le persone che hanno queste criptovalute, vedo che ricostruire il costo d'acquisto non è facile, perché c'è una stratificazione delle operazioni e quindi il costo d'acquisto lo decide un po' il contribuente, diciamo. Il fatto è che le istruzioni ministeriali 730 indicano espressamente che il contribuente deve conservare una documentazione, quindi un prospetto di dettaglio, da presentare all'amministrazione finanziaria in caso di controllo, dal quale si capisca se vinca in base a cosa è stato calcolato il costo d'acquisto. In mancanza di un costo d'acquisto, in mancanza quindi di una ricostruzione attendibile, il costo è pari a 0, quindi io andrò a tassare con l'aliquota imposta sostitutiva del 26%, andrò a tassare tutta la plusvalenza che ho incassato, che si è generata, non potendo scorporare nulla. Poi dal 2025 non avrò più nemmeno questa specie di franchigia di 2.000 euro e quindi verrà tassato tutto l'importo. Anche le minusvalenze vengono gestite in questo caso, quindi io in questo rigo andrò a gestire plusvalenze e minusvalenze nella gestione delle criptovalute. Se la minusvalenza andrà a superare oltre i 2.000, sarà superiore ai 2.000 euro, l'eccedenza posso portarla anche nelle dichiarazioni degli anni successivi. Quindi il quadro T è importante anche per questa gestione qua delle minusvalenze. Ricordiamoci di andare a controllare, se abbiamo il caso, il quadro PF dell'anno precedente, perché bisogna riportarli in avanti, altrimenti vengono perse. Una volta non indicate in dichiarazione, sono perse, non sono più utilizzabili. Ecco, sono andato, spero di non essere stato un po' troppo di corsa, ma le cose da dire erano, e gli spunti erano tanti. Ripasso la parola a mia collega Silvia Peruzzo per quanto riguarda i bonus edili. Ecco, allora riparto con i bonus edili e le conferme che ci sono per l'anno in corso e qualcosina dell'anno 2025, tenendo in considerazione che la normativa è talmente enorme e complessa che darò qualche breve accenno. Vi ricordo che il CAF interregionale per i propri clienti svolge un servizio molto importante di assistenza a queste spese, queste bonus, anche in maniera gratuita con mail da inviare alla mail ufficiale di CAF, assistenza@cafinterregionale.it. Naturalmente se il quesito sarà complesso poi si dovrà risolvere una mail, alle volte non basta una risposta a una mail, quindi magari ci possiamo anche rivedere dal vivo o con Teams. Ripeto in particolare quali sono le conferme dell'anno 2025 fino a 2024. Allora, fino al 31/12/2024 è stata confermata ancora la detrazione del 50% per le spese di recupero del patrimonio edilizio, quindi le ristrutturazioni edilizie, le manutenzioni straordinarie e i risanamenti e tutto quello che riguarda, diciamo, le spese di edili su immobili abitativi. È una detrazione che poi nell'anno successivo, quindi a partire dal 1° gennaio 2025, vedrà delle enormi variazioni, poi ne parlo più avanti, però al momento fino alle spese del 2024 la detrazione rimane confermata, quindi 96.000 euro, limite massimo di spesa con detrazione al 50% e rate in 10 anni. È stato confermato ancora il bonus mobili per il 2024 con una detrazione sempre al 50%
detrazione al 50% e purché sempre sia connesso a spese di ristrutturazione intervenute tra gennaio 2023 e dicembre 2024. Il limite però è stato ridotto ed è stato il limite è stato ridotto però da 8.000 a 5.000 euro. In anni passati era molto più elevato. Rimane ancora la detrazione, l'obbligo di comunicazione all'Enea è stato anche, anzi ampliato, però dobbiamo dire che questa comunicazione all'Enea per le spese di ristrutturazione edilizia e bonus mobili, cioè acquisto di elettrodomestici in classe energetica, non è ancora un obbligo che fa decadere la detrazione. Al proposito segnalo una recente sentenza della Corte di Cassazione che dà ragione al contribuente per il diritto alla detrazione in caso di omesso invio del modello Enea nei 90 giorni. O meglio invio oltre i 90 giorni. Ecco, in questo caso qua io segnalo che benché la Corte di Cassazione abbia reputato inammissibile la perdita della detrazione, manca comunque ancora ad oggi una presa di coscienza da parte dell'Agenzia delle Entrate, non c'è nessuna circolare che consente di utilizzare la detrazione, parlo di riqualificazione energetica, oltre se il modello Enea è stato inviato non nei termini e se non è stata fatta la remissione in bonis. Ricordo che quando si parla di lavori di un certo importo, quindi di importi superiori a 70.000 euro, dal 2022, quindi dal meno 2 anni, è obbligatorio, a pena di perdita del diritto alla detrazione, obbligatorio di indicare nelle fatture di spesa o nel contratto di affidamento, di appalto, il contratto collettivo nazionale applicato. È un obbligo che se non rispettato determina la perdita completa della detrazione. Riguarda un po' tutto, riguarda l'efficientamento energetico, il recupero patrimonio edilizio, il sisma bonus, gli impianti fotovoltaici, anche il bonus verde, anche se ovviamente qua in questo caso è difficile arrivare a 70.000 euro di spesa. E poi l'altra parte importante che spesso viene dimenticata è l'attestazione di congruità dei prezzi. Allora, dal 2022 anche qua abbiamo un obbligo di attestare la congruità dei prezzi per le spese di efficienza energetica, super bonus, bonus facciate e nel caso di cessione sconto in fattura. È un obbligo che determina l'attestazione in un'asseverazione, diciamo, da parte del tecnico. Quindi non è una dichiarazione del contribuente, ma è una vera e propria asseverazione da parte del tecnico incaricato che deve asseverare il rispetto dei limiti di spesa per le opere, diciamo, di efficienza energetica. Ci sono alcune esenzioni che riguardano gli infissi, le schermature solari, le caldaie e la building automation, caldaie con potenza fino a 100 kW. Per queste non è necessaria un'asseverazione tecnica vera e propria, ma è sufficiente una dichiarazione del fornitore installatore e anche del contribuente. Nel momento in cui la schermatura solare rispetta, ad esempio, i termini, gli importi previsti da questo allegato A del decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 febbraio 2022, allora io posso detrarre la spesa, quindi in quanto la spesa è congrua. Ricordo che per lo sconto in cessione, invece, sconto del credito in fattura o cessione del credito, invece è obbligatoria questa asseverazione tecnica, ma solo
quando si parla di lavori ceduti o scontati per spese superiori a 10.000 euro, oppure e comunque eseguite con un'abilitazione amministrativa. Quindi le spese minori non hanno obbligo di asseverazione di congruità prezzi, sempre solo nell'ambito della cessione e sconto in fattura. Quindi ripeto, se io faccio una schermatura solare, ad esempio un tenda, e a qualsiasi prezzo io la paghi, ho l'obbligo di documentare la congruità del prezzo. La stessa cosa per le altre attività, però diciamo che un cappotto termico richiede l'asseverazione tecnica, richiede proprio la congruità in asseverazione fatta dal perito specifico. Mentre invece se cambio una caldaia sotto i 100 kW, quindi una caldaia di abitazione normale, non ha necessità di un'asseverazione tecnica, ma solo della prova fornita dal fornitore o da me stesso. Parliamo velocemente delle barriere architettoniche, perché qua invece la detrazione continua a rimanere del 75%, con l'unica variazione che dal 2020 le spese dal 2024 hanno una detrazione in 10 anni anziché 5. È una detrazione che consente di portare di recuperare parte della spesa per tutti quegli interventi che rispettano i requisiti del decreto ministeriale 236 dell'89, cioè i requisiti per le abitazioni ad uso disabili, e quindi soglie, attività, finestre o quant'altro. Quindi in questo decreto c'è tanta roba, e fino a una certa data era possibile detrarre qualsiasi tipologia di spesa che rientrava in questo DM per avere la detrazione, considerarla una eliminazione di barriera architettonica detraibile. Il limite di spesa è di 50.000 euro per ogni intervento su unità singola, sulla singola unità immobiliare. Nel caso di lavori condominiali invece dipende dal numero di unità del condominio, quindi potrà essere di 40.000 euro come limite di spesa per il numero delle unità, quando abbiamo da 2 a 8 unità, oppure 30.000 euro quando il condominio supera le 8 unità. Ricordiamo che le opere svolte dal 30 dicembre in avanti richiedono l'asseverazione del tecnico abilitato, quindi per essere detraibili, e se io eseguo questi interventi nell'ambito del superbonus, quindi come intervento trainato, avrà un limite di spesa più alto di 96.000 euro, e una detrazione elevata al 110 fino al 2003, che poi scende al 90, 70 e 65, come vedremo più avanti in una slide successiva. La variazione importante però per le barriere architettoniche è venuta nel 30 dicembre 2003, perché da quella data in poi sono state ammesse solo determinate spese, e sono solo quelle riferite a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Quindi non è ammessa più nessun'altra attività di eliminazione barriere architettoniche al di fuori di queste tipologie. Né è ammessa l'automazione degli impianti, non sono ammessi diciamo, non so, il cambio degli infissi per renderli utilizzabili da una persona disabile, e quindi pertanto c'è stata proprio una limitazione, perché ovviamente l'agenzia si è resa conto che la quantità di spese che potevano rientrare nella detrazione del 75% e riferibile a barriere architettoniche era enorme, e quindi ha voluto limitare queste spese.
Naturalmente c'è una norma transitoria per quelli che avevano già iniziato le attività di eliminazione delle barriere, quindi se era stata presentata ad esempio una richiesta per il titolo abilitativo amministrativo necessario, quindi la CILA era stata presentata, oppure se non c'è necessità di titolo abilitativo e l'attività era in edilizia libera, erano già iniziati i lavori, o nel caso in cui non fossero ancora iniziati c'era comunque un accordo vincolante tra le parti ed era stato versato un acconto di prezzo sulla base di questo accordo vincolante. Ecco, queste sono le uniche clausole di salvaguardia che consentono al contribuente di detrarre le spese al 75% anche per lavori iniziati nel 2023. Dal 30 giugno in avanti invece abbiamo detto solo scale, ascensori, piattaforme elevatrici e rampe. Naturalmente non valeva pagare degli anticipi su contratti, diciamo prezzi a conti, ma era necessario proprio avere il contratto vincolante e vabbè, insomma, alcune norme particolari. Ricordo un'altra importante variazione, che a partire da marzo 2024 non è più neanche ammesso lo sconto in fattura o la cessione di credito per queste barriere architettoniche, per queste spese sulle barriere architettoniche. Detto praticamente l'unica, diciamo che alla fine l'unica valore effettivamente importante di detrazione rimane quello delle barriere architettoniche anche negli anni successivi, quindi anche nel 2025 avremo la possibilità di utilizzarlo. Ecco, la rateazione, ripeto prima, è passata a 10 anni. Altre cose importanti per quali io penso sia interessante parlarne, perché diciamo interessano la maggior parte dei contribuenti, sono per esempio l'installazione dell'impianto che è ancora ammessa ed è detraibile al 50% e che, se collegato a una spesa di superbonus, concessione al GSE, ha diritto a una detrazione maggiore, che è 110, 90, 70 e 65 negli anni successivi, anche con un sistema di accumulo integrato all'impianto. Quindi io posso apprendere anche l'accumulo, ma solo quando è collegato a un lavoro da superbonus. Altra notizia importante: confermato il bonus verde. Anche qua il bonus verde riguarda la risistemazione delle aree dei giardini sulle parti private o sulle parti comuni di condominiali, naturalmente sempre al 36%, sempre con un limite massimo di 5.000 euro ad abitazione o 5.000 euro per il numero delle abitazioni del condominio, e sempre con una rateazione in 10 anni. Non è cambiato nulla. Bonifico ordinario, purché tracciato, pagamento anche ordinario, senza quindi il bonifico parlante, diciamo, delle ristrutturazioni edilizie, ma comunque tracciato. È rimasto valido anche il bonus mobili, purché sia ridotto a 5.000 euro. Naturalmente dobbiamo far conto, per l'acquisto dei grandi elettrodomestici, quindi frigoriferi, lavatrici e quant'altro, dobbiamo far conto delle nuove classi energetiche, quindi dovremmo farci riferimento alla classe E o F a seconda della tipologia. Per lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi hanno classi energetiche diverse e dobbiamo tener conto di questa etichetta energetica e documentarla all'Agenzia delle Entrate. In alternativa, altra notizia, vado veloce perché è importante, abbiamo ancora qualche novità in più importante per il 2025, sicuramente più interessante. Il bonus facciate non c'è più dal 2023. La ricarica dei veicoli, quindi le colonnine di ricarica, non ci sono più, non è più possibile la detrazione, a meno che non sia collegabile a un lavoro da superbonus.
quindi come lavoro trainato da un super bonus. Mentre per la parte del super bonus, che voi sapete riguarda una distinzione tra interventi trainanti e trainati, la ripartizione, la vera novità è che la ripartizione dal 2024 è passata non più in 4 quote annuali, ma in 10 quote annuali. Quindi si recupera in 10 anni. Nel 2024, nel 2023 c'erano alcune eccezioni alla riduzione dell'aliquota al 90%, adesso nel 2024 la spesa è passata alla detrazione del 70% per tutti. Quindi c'erano alcuni, diciamo, passaggi riferiti nel 2023 che consentivano di avere ancora l'aliquota al 110. Adesso non è più fattibile e la spesa viene ridotta al 70%. Viene confermato, l'unica conferma al 110 rimane per tutte quelle spese effettuate fino al 2025 compreso, riferite a interventi su immobili colpiti da eventi sismici. Colpiti da eventi sismici dove sia stato in comuni dove è stato dichiarato lo stato di emergenza a partire dal 2009. E in questi casi rimane appunto l'aliquota al 110, ma un obbligo per i lavori 2024 con obbligo di stipulare un contratto assicurativo che copra un eventuale nuovo danno da terremoto, da eventi catastrofali in genere. Quindi c'è questo obbligo. Abbiamo detto 70% l'aliquota, 65% nel 2024, per il 2025 l'applicazione però rimane solo se entro l'aliquota 65 rimarrà, questa è una novità diciamo, introdotta successivamente, ed è solo se entro ottobre 2024 era stata presentata la CILAS e per i condomini era stata anche adottata la delibera assembleare. Qua c'è una slide che riporta, diciamo, tutte le condizioni, gli archi temporali per la riduzione, la deduzione del super bonus, e direi che possiamo passarla perché ormai sono pochi i casi, perché la cosa più importante è quella di parlare per le cessioni e sconti in fattura, che abbiamo detto possono essere fatte per la generalità dei bonus edilizi solo se per i lavori che erano già stati avviati a febbraio 2023, quindi quasi 2 anni fa. È ancora fattibile la cessione e lo sconto in fattura, cessione del credito e sconto, ma a determinate condizioni. Uno, dovevo avere il titolo abilitativo entro il 16 febbraio, oppure dovevo avere comunque aver iniziato i lavori, e oppure doveva esserci un accordo vincolante sottoscritto tra le parti. Per le spese sostenute dopo il 31 marzo, invece 2024, non si può più optare per la cessione sconto in fattura se io fino al 30 marzo non ho sostenuto alcuna spesa. Quindi magari io avevo il titolo abilitativo presentato a febbraio 2023, quindi avrei dovuto avere il lavoro, diciamo, il diritto allo sconto, ma non ho ancora pagato nessun lavoro perché per motivi tra le parti, diciamo, non c'è stato ancora nessun pagamento, ecco io non posso più usufruire dello sconto in fattura. Il bonus, invece, il super bonus e il bonus barriere architettoniche per le spese dal 31/12 fino al 31/12/25 è ammesso, però ci sono determinate condizioni. Anche qua documento abilitativo richiesto entro il 16 febbraio e in aggiunta a questa anche la necessità di avere 2 stati di avanzamento lavori massimo,
ciascun SAL, e quindi avrò 3 SAL, l'avanzamento lavori e il saldo lavori, 3 possibilità di cessioni. Poi avremo il SAL che deve essere di almeno il 30% dell'intervento. Quello che invece è, passo velocemente perché i tempi sono veramente stretti, sono le importanti variazioni di quest'anno invece sono la limitazione alla detrazione di oneri e spese generale che vale e viene applicata su tutti i bonus. Le detrazioni dal 2025 viene modificato radicalmente il regime di detraibilità degli oneri per chi ha un reddito complessivo superiore ai 75.000 euro. In particolare, naturalmente fermi tutti i singoli limiti delle singole oneri e spese, mi viene da pensare, non so, al trasporto pubblico che ha un limite di 250 euro per abbonamento e per persona. Rimane chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro è soggetto anche a questo calcolo. La somma di tutti gli oneri detraibili, nel caso in cui abbia un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, l'importo base di riferimento è 14.000 euro, che andrà moltiplicato per il coefficiente che è variabile in base al numero dei figli che ho a carico nel periodo. Quindi se ho 0 figli sarà dimezzato, e se ho 3 o più figli sarà preso per intero, quindi 14.000 euro. Chi invece ha un reddito superiore ai 100.000 euro, l'importo base è 8.000 e anche qua ricondotto a 4.000 se non ho figli, o mantenuto pieno se ho 3 o più figli, o comunque all'interno dei figli a carico c'ho un disabile. Questo significa che il totale delle detrazioni a cui io ho diritto in caso di reddito superiore a questa cifra, a queste soglie, diciamo, verrà automaticamente ricondotto a 14.000, 7.000, 70% di 14.000, 8.000 e così via. Quindi viene applicata questa formula al totale delle spese, degli oneri. Naturalmente anche qua abbiamo qualche salvataggio, perché non rientrano non vengono considerati nella rimodulazione della detrazione le spese sanitarie, gli interessi passivi su mutuo, le rate di spese sostenute in anni precedenti fino al 2024 e tutti i premi di assicurazione stipulati fino al 31/12/24. Queste sono le uniche soglie, diciamo esclusioni che ci consente il fisco. Questo significa che se io ad esempio sostengo interventi di riqualificazione energetica nell'anno 2025, sarò soggetto a questo limite. È un limite secondario, quindi prima si fanno i calcoli delle detrazioni e poi, sommate tutte le detrazioni e le rate di detrazione, si andrà ad applicare questa bellissima formula che è molto penalizzante. Altre novità importantissima per il 2025 è la riduzione di tutti i bonus edili di riqualificazione energetica. Al di là delle barriere architettoniche che rimangono al 75, invece abbiamo un taglio enorme per i bonus edili risparmio riguardanti appunto la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica in questo modo. Se io ho in generale a regime non ci sarà più la detrazione del 50-65%, ma sarà del 30% e con un limite massimo di spesa non più di 96.000 ma di 48.000 euro ad immobile e a lavoro. C'è anche qua un regime transitorio che vale per gli anni 25, 26 e 27,
che consente di mantenere il limite massimo di spesa a 96.000 euro e una detrazione più, diciamo, un po' più agevolata per i titolari di abitazione principale, che rimangono con detrazione al 50% nel 2025 e poi scende al 36% nel 2026-27. Mentre invece chi esegue lavori su immobili diversi dall'abitazione principale, la detrazione scende al 36% nel 25 e al 30% nel 26-27. Quindi per le abitazioni le seconde case, diciamo, l'aliquota diventa 30% in automatico dal 26, quindi va a regime, però il limite rimane di 96.000 euro solo per questi 2 anni. La penalizzazione importante riguarda soprattutto i soggetti, perché per il soggetto che è convivente su abitazione principale o che ha locato la sua abitazione principale e vuole fare dei lavori, o che ha incomodato un immobile adibito a abitazione principale, ecco, non è più considerato, non è più un soggetto che ha diritto alla maggiore detrazione, ma viene trattato come un soggetto diverso, come se l'immobile fosse un immobile diverso dall'abitazione principale. Si spera vivamente in un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché al momento il tenore letterale della norma fa dare la maggiore detrazione del 50% e 36% solo ai proprietari, quindi diritto di proprietà o diritto reale di godimento, quindi usufrutto o nuda proprietà. E non più ai conviventi, per esempio. Allora questa è una penalizzazione, diciamo, su parecchie famiglie, dove magari l'immobile è di un soggetto ma la spesa la vuole detrarre il coniuge. Ecco, questo non sarà più, al momento non è più pensabile, ecco. Altre importanti variazioni rimane al 50%, quindi non subisce la riduzione neanche il gruppo elettrogeno. Io vorrei sapere chi acquista un gruppo elettrogeno per la casa alimentato a combustibili di ultima generazione, diciamo. Questo rimane al 50%. Mentre invece un altro taglio importantissimo è quello delle caldaie alimentate a gas o petrolio, combustibili fossili. Ecco, dal gennaio 2025 il cambio della caldaia, che poteva essere gestito come riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia al 50%, se fatto con caldaie alimentate a combustibili fossili, solo a combustibili fossili, non è più detraibile, la spesa non è più detraibile, quindi non è più consentito. Questo è in attuazione a una direttiva dell'Unione Europea sulle case green, che chiede la pompa di calore e sistemi ibridi. Altra novità che riguarda il 2025, infine, è la detrazione per familiari a carico. Allora, la grossa novità è che il familiare a carico abbiamo diritto alla detrazione per i figli su familiare a carico. Sappiamo che per i figli di età superiore a 21 anni c'era diritto alla detrazione, non più all'assegno unico. Ecco, qua c'è la limitazione, perché quando superano i 30 anni li vogliamo fuori di casa e la detrazione non spetta più. E questa è una grossa novità. Naturalmente se il figlio ha una disabilità accertata, allora non c'è nessun limite di età, quindi il figlio maggiorenne di oltre 21 anni con disabilità, legge 104, non avrà limiti alla detrazione. Infine, una importante differenza riguarda la detrazione per i contribuenti immigrati, quindi che non sono cittadini italiani, e per i familiari residenti all'estero, perché non spetterà più la detrazione per familiari a carico,
appunto per questi familiari residenti all'estero, a meno che non ci sia in Italia prodotto almeno il 75% del reddito complessivo. Diciamo, in linea generale il dipendente supera questo limite, il lavoratore dipendente. Mentre invece altra importante variazione, qua è l'ultima che è importante, è quella del altri familiari a carico. Negli altri familiari a carico entravano diversi soggetti, tra cui per esempio i familiari del coniuge. Adesso invece è detraibile solo l'ascendente convivente, quindi i nonni in pratica, i propri nonni, i propri familiari, i propri genitori, ecco. E conviventi sempre, quello per i familiari sempre. Ecco, io mi fermo, non ho rispettato i tempi. Naturalmente ci saranno, se ci sono domande, noi siamo qua. Non so se il dottor Ceola ha delle domande, ha ricevuto delle domande o se siamo a posto. Siamo sempre disponibili sul canale di assistenza, di mail assistenza, quindi assistenza@cafinterregionale.it. Vi salutiamo, vi auguriamo un buon anno fiscale e saluta il dottor Ceola. Benissimo, ringrazio Silvia e Tamaro per la preziosa, diciamo, collaborazione. Io spero di vedere sempre più aziende che si rivolgeranno a noi per i propri 730, e nell'attesa appunto di avervi come nostri clienti vi ringrazio e al prossimo incontro. Grazie a tutti ancora e buona giornata.